Non sono certo io quello che finora si è sottratto ai confronti, replica Serafico il candidato sindaco Luigi Brugnaro. La sua lista civica ha ottenuto da sola il 20%, superando il Partito Democratico e risultando la maggior formazione politica della città. Il suo capolista, Simone Venturini, è stato il consigliere più votato. Dobbiamo ringraziare i veneziani per la fiducia che hanno accordato al nostro progetto. È la dimostrazione che in città la marea che vuole cambiare sta crescendo. C'è moltissimo entusiasmo intorno a questo cambiamento e la gente vuole finalmente dare una svolta alla città, dare un rinascimento a Venezia, una salvezza a Venezia. È la volta buona, dobbiamo assolutamente mobilitare tutti perché vadano a votare al ballottaggio. Davvero il 14 giugno è l'occasione della storia per rifondare Venezia, ripartire nuovamente con una stagione di sviluppo, di lavoro, di sicurezza e di benessere, cose che il sindaco Casson non potrà garantire. Ho anch'io tante cose da chiedere a Casson, sorride Brugnaro, a partire da cosa ha prodotto nei 9 anni in cui ha lavorato la nuova legge speciale e a come vogliamo metterla con Tommaso Cacciari che va in giro a tirare pietre. Non voglio liste della spesa dal governo, ma che a Venezia si possa fare impresa, spiega. Ricordo che è stato lo stesso Renzi a dire che la sinistra ha fallito in questa città. Con la gente di buona volontà realizzeremo insieme quel grande progetto di cambiamento che le città di Venezia non possono più attendere per poter voltare pagina dopo anni di disastro economico e sociale. Io credo che, siccome la situazione del comune è tragica e la nave sta affondando, serve un capitano capace di guidare la nave in porto e salvare Venezia. Oggi, secondo me, vista anche la storia personale e il programma, solo Luigi Brugnaro può garantire questo.